La figura di Benedetto XI, di questo Papa di Valdobbiadene di umilissime origini, è una figura emblematica della storia della Chiesa nel cuore del Medioevo, e quindi in un momento della storia della Chiesa molto importante e molto delicato. Riscoprire, esaminando le biografie degli ultimi 250 anni, la grandezza della figura di un Papa che ha regnato solo per 9 mesi, ma ha lasciato delle tracce importantissime nella storia della cristianità, è stato veramente un qualche cosa di affascinante, di creativo, un'opera, la nostra, il nostro saggio, che è cresciuto abbastanza significativamente, direi al di là anche di quelle che erano le nostre aspettative in termini di approfondimento. È uscito fuori un volume di oltre 300 pagine e francamente abbiamo dovuto decidere di chiuderlo perché la grandezza della figura di questo domenicano che è nato da poverissima famiglia a Valdobbiadene, riuscì a studiare la Sorbona, a studiare la Chiesa, lo Studium di Sant'Eustorgio a Milano, è veramente un segno di come la Divina Provvidenza opera sui destini dell'uomo. Abbiamo scelto proprio questa sala dedicata appunto al nostro Papa Benedetto XI per raccontare della sua vita, e quindi siamo molto felici di ospitare questa sera gli scrittori, gli autori del volume, e speriamo insomma di fare una cosa gradita a tutti i cittadini di Valdobbiadene.